Musica, per favore, Valerio Scanu. Questo è il nuovo lavoro di Valerio. Sì. Partito da qui. Tu mi hai detto, ho letto un'intervista. Io tra l'altro prima di andare a Sanremo Sei l'anno venuto scorso qua. sono venuto qui e partito subito. E questa è la vittoria, abbiamo portato bene. Facciamo un applauso a Valerio perché... Grazie. C'era Maria De Filippi che mi diceva: mi raccomando, io sono molto legata a Valerio, trattamelo bene. Tu hai amici importanti, ma te li meriti perché sei arrivato a successo, hai fatto fatica, la gavetta. Secondo me me li sono conquistati, sì. Ma è difficile Sì. stare su quel palco, dici? Sul palco di Sanremo è difficile sia il palco sia il dietro le quinte, che è bello tosto. Interviste, tutto, però alla fine è piacevole. E di queste polemiche che sono tipiche di Sanremo, cioè se non ci sono non funziona. Ma non è che non funziona, però rendono l'aria un pochettino più frizzante. Ma il Principe l'altro anno che fece Sì. tanto discutere con Pupo Sì. e che tu poi hai battuto, la canzone tu ce l'hai ancora nel tuo repertorio o no? Quella di... Quella di... La mia o no, la sua? la sua. La sua? A distanza di un anno. Ma sì, io me la ricordo. Te la ricordi? Sì. Hai fatto molte polemiche, eh? Sì, ha fatto polemiche, però insomma alla fine è stato scelto per andare a Sanremo, ha portato anche un botto di soldi perché sono arrivati secondi al televoto. Parto da qui, sarà un grande successo, ma noi siamo andati a vedere per alimentare... Massimo, è un quarto d'ora che sono qui col ditino poverino, alzato, un dai, quarto d'ora. Allora ti